Buonasera a tutti. Cominciamo con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Montisano Vera. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele, assente giustificata. Finotto Alberto Fabio. Assente. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Buoso Arianna. Boatto Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Sono altresì presenti gli assessori esterni Antelmo Luca. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia assente giustificata. Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori la consigliera Buoso, il consigliere Baso e il consigliere Tamassia. Passiamo al punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dall'1 al 7 del 20 febbraio 25, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini previsti, che copia è stata inviata ai capigruppo consigliare sempre nei termini, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione, in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, si chiede di approvare i citati verbali dall'1 al 7 del giorno 20 febbraio 2025. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione accordo di pianificazione ex articolo 6 legge regionale 11 del 2004 e adozione di variante 27 al piano degli interventi. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. In data 22 gennaio 2024 la ditta Schiavon Laura, Schiavon Gloriana e Schiavon Monia, proprietaria dell'immobile ad uso alberghiero denominato Albergo Schiavon e ubicato in Carle in via Isonzo, ha depositato proposte di accordo di pianificazione finalizzata alla modifica della zona territoriale omogenea da D5 a B1 al fine di realizzare una variante approvata, un fabbricato ad uso residenziale. A corredo della documentazione è stato depositato anche il versamento del 10% del beneficio pubblico stimato secondo i criteri delle deliberazioni comunali. La proposta dell'accordo è in linea con i contenuti del PAT. Vista la proposta di accordo di pianificazione depositata e sopracitata, comprensiva altresì di copia del venuto versamento, dato atto che la proposta risponde ai criteri e indirizzi presi da queste amministrazioni e finalizzati anche alla riqualificazione del tessuto urbano, con la variante verrà aggiornata la cartografia del PI attraverso la riclassificazione dell'area perimetrata dal piano di interventi vigente in zona D5 a zona B1, che a titolo perequativo l'interesse pubblico avviene attraverso l'obiettivo di soddisfare esigenze abitative e residenziali di qualità architettonica nei futuri interventi, dato atto che la ditta con la proposta di accordo sia obbligata a dare attuazione alla previsione della variante urbanistica entro i termini di 12 mesi di approvazione della variante e nello specifico si è impegnata a sottoscrivere l'atto d'obbligo unilaterale entro 12 mesi a corrispondere il 90% del beneficio pubblico e a presentare entro i successivi 6 mesi dalla registrazione dell'atto d'obbligo l'istanza del titolo edilizio abilitativo e intervento, dato atto che la presente variante non rientra nell'ambito di applicazione della VAS, si chiede di deliberare di approvare l'accordo di pianificazione appena esposto e di adottare la variante numero 27 al piano degli interventi. Si tratta sostanzialmente dello svincolo alberghiero, trattandosi di un albergo che è al di sotto dei limiti dei 25 camere e 50 posti letto. Ci sono interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesani. Grazie Presidente, buonasera a tutti, anche noi voti favorevole. Capogruppo Miollo, prego. Buonasera a tutti, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 3. Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380-2001
relativo ad un intervento per ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio sito in piazza Miramare. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, allora le ditte Trion SRL e il signor Bardella Mario hanno presentato istanza di permesso di costruire convenzionato in applicazione dell'articolo 7 della legge regionale Veneto 14/2019 per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e ampliamento ai sensi della legge regionale denominata Veneto 2050 di un fabbricato ad uso commerciale e residenziale. Allora, l'oggetto di intervento è l'immobile ad uso commerciale e residenziale ubicato in Caorle in piazza Miramare 2. Con l'incremento derivante dall'applicazione della legge regionale Veneto 14/2019, pari a 112,16 metri quadri, l'altezza supera il 50% dell'altezza esistente, quindi l'intervento stesso è soggetto al reperimento, oltre che dei parcheggi privati, anche delle aree standard uso parcheggio e verde pubblico. L'incentivo è altresì soggetto all'applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale 19 del 27 aprile 2023 ed oggetto la determinazione del valore convenzionale del credito edilizio e del contributo straordinario. Atteso che, trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con altezza superiore al 50% dell'altezza esistente, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato. Dato atto altresì che, relativamente all'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume, oltre a quello previsto dal piano di interventi da destinare a parcheggio e verde pubblico a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree contermini e nell'impossibilità di reperire tale aree in localizzazioni razionali e idonee a garantirne la corretta fruibilità, risulta più funzionale all'intero intervento procedere alla monetizzazione degli standard. Con determinazione del dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico è stato determinato il corrispettivo per la monetizzazione di tali dotazioni territoriali per un importo complessivo di 8.835,90 corrispondenti ad euro 4.996,80 per area verde e 3.839,10 per area parcheggio, oltre a 41.217,68 euro da versare a titolo di contributo straordinario. Si chiede quindi di deliberare e prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato appena esposta, di dare atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione destinate a parcheggio verde si procede alla loro monetizzazione, di prendere atto che è stato quantificato il contributo straordinario e di approvare l'allegato schema di convenzione. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto, parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 4. Approvazione convenzione tra i comuni di Portogruaro e Caorle per gestione sepolture e servizi cemiteriali nel cimitero di Lugugnana a favore dei residenti del comune di Caorle. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 12 del 26/1/2017 veniva approvata la bozza di convenzione atta a regolare i rapporti tra il Comune di Caorle e il Comune di Portogruaro relativamente alla gestione delle sepolture dei cittadini delle frazioni di Castello di Brussa e località Brussa che devono essere sepolti presso il più vicino cimitero di Lugugnana. La stessa convenzione veniva riproposta e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 26/11/2018, numero 7 del 18/3/2020, numero 36 del 17/2021 e l'ultima numero 22 del 27/4/2023, per la durata di anni 2, con scadenza il 20 del 4/2025, stabilendo un onere forfettario per il Comune di Caorle a misura di 500 euro per ogni evento. Con nota acquisita a questo ente al protocollo in data 18/3/2025 al numero 9951, il Comune di Portogruaro ha comunicato l'intenzione di voler procedere al rinnovo, approntando delle variazioni all'articolo 3. Adeguamento dell'importo precedentemente di 500 euro al 100% dell'indice Istat del costo della vita degli operai impiegati dal secondo anno di applicazione alla Convenzione, anziché il precedente adeguamento al 75%.
Variazione dell'importo offertario a carico del Comune di Caorle in 512 euro, al fine di tener conto dell'andamento dell'inflazione degli anni 2018-2024. A seguito di intercorsa corrispondenza tra i due enti, si è giunti pertanto alla comune determinazione di approvare una nuova convenzione a durata di anni 2 che prevede un onere forfettario rivalutato dall'indice ISA pari a 512 euro a carico del Comune di Caorle per ogni salma che dovrà essere sepolta presso il cimitero di Lugugnana. Dato atto della necessità di definire le rispettive competenze dei comuni di Caorle e Portoguaro coinvolti relativamente alla gestione delle sepolture cittadine delle frazioni di Castello di Brussa e località Brussa che devono essere sepolti presso il più vicino cimitero di Lugugnana. Visto l'allegato schema di convenzione allegato al presente atto, è ritenuto lo stesso meritevole di approvazione di ogni sua parte, visti il decreto legislativo 267 del 2000, il decreto legislativo numero 118 del 2011, lo statuto comunale, il regolamento di contabilità, acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, e sentita la discussione sull'argomento della Commissione che si è rincontrata il 1° aprile, chiede di deliberare al punto 1 di approvare per quanto indicato in premesso l'allegato schema di convenzione tra i comuni di Portoguaro e di Caorle per la gestione delle concessioni cimiteriali, dei servizi e delle operazioni cimiteriali nel cimitero di Lugugnana presidente del comune di Caorle. 2. Di dare atto che la convenzione di cui è il presente atto sarà operativa dal momento della sottoscrizione dello schema, secondo lo schema approvato al presente atto. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Sì. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 5, affidamento in house a favore dell'azienda speciale Don Moschetta del servizio di gestione dei parcheggi per il quinquennio 2023-2027, rideterminazione dei parcheggi oggetto di affidamento. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 68 del 30/11/2023 veniva stabilito di ridefinire il corrispettivo spettante all'azienda speciale Don Moschetta per il servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali e che nello stesso specifico per quanto riguarda i parcheggi coperti, municipio, Tropici e Baffile, con il sopracitato provvedimento veniva stabilito 1. Di riconoscere all'azienda il 20% degli incassi del parcheggio Baffile, dedotto dei costi sostenuti dal Comune per l'appalto della ditta Cityware al netto di IVA. 2. Di riconoscere all'azienda il 20% degli incassi del parcheggio multipiano Tropici, con l'esclusione dei contratti di locazione stipulati dall'estinta società Caorle Patrimonio, a tutt'oggi gestiti direttamente dal Comune. Di non riconoscere alcun agio all'azienda per la gestione del parcheggio municipio, considerato il parcheggio che è stato gestito direttamente dal Comune, senza alcun apporto da parte dell'azienda. Dato atto che con la medesima deliberazione veniva stabilito inoltre che la prosecuzione dell'affidamento del servizio complessivo di gestione dei parcheggi venisse ulteriormente rivisto nel 2024, sulla base di un'offerta progettuale dell'azienda speciale, da formulare seguendo i seguenti indirizzi. 1. Assegnazione all'azienda speciale Don Moschetta del servizio di gestione ordinaria, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria. 2. Assegnazione altresì della responsabilità di attuare in autonomia gli interventi di manutenzione straordinaria entro un limite di importo prestabilito per singolo intervento. 3. Elaborazione da parte dell'azienda di proposte di miglioramento del servizio all'utenza e dal miglioramento dell'efficienza. 4. Sviluppo in collaborazione e con il coordinamento con il Comune di progetti di investimento i cui oneri progettuali e di esecuzione dovranno essere preventivamente autorizzati e posti a carico direttamente al bilancio comunale. Atteso che in data 30/4/2024, con nota assunta al protocollo numero 17/4/23, l'azienda speciale Don Moschetta comunicava la volontà di rifiutare la gestione, controllo accessi dei parcheggi interrati Baffile e Municipio, in quanto il costo del personale necessario a garantire il servizio di reperibilità non risulterebbe sostenibile economicamente, tenuto conto dell'agio riconosciuto per la gestione.
Dato atto che, al fine di garantire l'erogazione del servizio nel corso del 2024, è stato ulteriormente prorogato il servizio di controllo accessi dei 2 parcheggi interrati affidato alla ditta Cityware e che lo svuotamento delle casse è stato eseguito dal personale del Comune per il parcheggio municipio e dell'azienda speciale Domoschetta per il parcheggio Baffile, dato atto che in seguito alla rinuncia da parte dell'azienda speciale Domoschetta si rende opportuno affidare ad un soggetto esterno il servizio di gestione dei 2 parcheggi in modo tale da sollevare la medesima azienda e il personale comunale dall'onere dello svuotamento delle casse e al contempo ad avere una più razionale gestione del servizio, ritenuto pertanto di ridefinire il perimetro del servizio di gestione dei parcheggi affidato all'azienda speciale Domoschetta, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale numero 93 del 29/12/22, stralciando dall'affidamento la gestione di 2 parcheggi interrati Baffile e Municipio e mantenendo invariate le altre condizioni stabilite con le deliberazioni consigliari numero 93 del 29/12/22, numero 53 del 14/9/23 e numero 68 del 30/11/23. Visto il TUEL approvato con decreto legislativo numero 267 del 2000, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 1 aprile, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri favorevoli di regolabilità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000, in merito alla presente proposta di approvazione si chiede, acquisito in sede di trattazione dell'argomento, il parere favorevole di legittimità del segretario generale, ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Si chiede di deliberare, il punto 1, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di ridefinire il perimetro del servizio di gestione dei parcheggi affidato all'azienda speciale Domoschetta, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale numero 93 del 29/12/22, stralciando dall'affidamento la gestione dei 2 parcheggi interrati Baffile e Municipio e far data dal 15 aprile 2025. 2. Di mantenere invariate le altre condizioni stabilite con deliberazione consigliare numero 93 del 29/12/22, numero 53 del 14/9/23 e numero 68 del 30/11/2023, di dare atto che in conseguenza della riduzione del perimetro di gestione a far data dal 15 aprile 2025 non verrà più riconosciuto nessun agio sugli incassi dei 2 parcheggi interrati e Baffile, di demandare al dirigente del settore tecnico ogni atto conseguente agli indirizzi sopra esposti. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo di immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, relativo a variazioni al documento unico di programmazione 2025-2027, sezione piano delle alienazioni. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nella stesura della presente variazione, al fine di dare copertura alle spese resesi necessarie e non procrastinabili, si è proceduto allo stralcio di manutenzioni straordinarie per euro 500.000, alla riduzione del capitolo di spesa del servizio di gestione integrata degli impianti termici per euro 54.000, all'inserimento dei contributi ottenuti, oltre che alla compensazione tra capitoli di spesa. Vengono inseriti a bilancio 2 contributi ottenuti dalla Regione Veneto, riguardanti 1. l'aggiornamento del piano della protezione civile pari ad euro 7.500 ed 1. all'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche per la sede dei volontari dei Vigili del Fuoco pari ad euro 9.400. Contestualmente si procede all'iscrizione delle somme nei rispettivi capitoli di spesa. Per la realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile di Via Aldomoro si stanziano euro 110.383,70, di cui euro 80.383,37 sono fondi provenienti da privati ed i restanti euro 30.000 sono finanziati dall'ente con fondi propri.
Vengono destinati euro 15.000 per la manutenzione del parcheggio interrato del municipio, euro 39.000 per gli interventi propedeutici all'installazione di un sistema di controllo dei varchi ZTL ed euro 56.000 per la realizzazione dell'impianto di illuminazione del primo stralcio del lungomare Trieste. Ammontano ad euro 360.000 i fondi stanziati per la manutenzione straordinaria dello stadio Chigiato. Per i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento vengono stanziati euro 16.000, mentre le spese della commissione esterna per le gare relative alle concessioni demaniali vengono destinati euro 23.000. Ammonta ad euro 15.000 la somma destinata al settore finanze per incarichi di supporto giuridico relativi a servizi comunali. Grazie. Interventi su quest'ultimo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, anche noi esprimiamo voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta e vi auguro una buona serata. Grazie ancora.